Direttore Zannolla, dal vostro osservatorio regionale, a proposito di ricambio generazionale in agricoltura, quale tendenza emerge in questa fase? Beh, rispetto al ricambio generazionale, diciamo che abbiamo fatto in modo di garantire delle politiche che siano funzionali a incentivare il ricambio generazionale. Ovviamente il ricambio generazionale fa i conti comunque con delle situazioni di carattere più che altro sociale, che non possono essere ovviamente risolte dai bandi di aiuto per quanto riguarda l'insediamento dei giovani in agricoltura. Si tratta cioè di difficoltà che sono legate, come rileviamo anche, probabilmente rilevano anche in altri settori, legate appunto alla difficoltà di trovare giovani che possano, diciamo così, iniziare un'attività di carattere imprenditoriale. Voi concretamente quindi come aiutate? Noi concretamente li aiutiamo attraverso un intervento che è legato all'aiuto al primo insediamento di giovani in agricoltura, cioè soggetti che non hanno svolto mai l'attività di imprenditore agricolo, magari erano consociati con il padre all'interno di un'azienda agricola, però non avevano mai fatto l'attività in proprio, di per sé come soggetti titolari dell'azienda. Qui gli diamo un contributo forfettario di 40.000 euro a soddisfazione delle spese che potrebbero nascere dalla normale gestione dell'impresa per la prima parte, e poi gli diamo dei contributi che sono legati invece all'aiuto agli investimenti per la produzione agricola, dandogli una percentuale di aiuto superiore rispetto a quella degli investimenti e degli interventi legati invece agli stessi investimenti, però fatti da imprenditori che sono già sono già stabili all'interno evidentemente del sistema produttivo. Questa leva è una leva di incentivo e di aiuto. Abbiamo avuto diciamo delle risposte molto positive. Ci siamo accorti che comunque c'è una riduzione in quella che è la domanda. Siamo riusciti e comunque riusciamo a soddisfare tutte quelle che sono le domande che arrivano con i fondi, utilizzando quindi tutti i fondi, per cui dal nostro punto di vista abbiamo delle grandi soddisfazioni per quanto riguarda questo tipo di intervento. Che poi questo tipo di intervento abbia effetti su quello che è comunque il sistema produttivo agricolo, sì, ce li ha sicuramente perché aiuta appunto il ricambio generazionale, però Si scontra con dinamiche si un po' più scontra, si ampie. scontra con dinamiche più ampie che non sono legate solamente diciamo così, al comparto agricolo.